C'entro anch'io, c'entro anch'io. C'entro anch'io speciale Sanremo, che bellezza, ci divertiremo insieme con le canzoni delle recenti edizioni del festival, anche quelle un po' più vecchie, e proveremo a cantarle in italiano e in dialetto bresciano, e questo è il nostro gioco. Era a un passo da te e fermeremo il vento come dentro agli uragani, supereroi come io e te. Se avrai paura allora stringimi le mani perché siamo in Ci siamo in questa prima puntata con Claudio, vero? Claudio, sei bresciano? no, sono di Milano. Claudio, 3 volte. Sei di Milano? Sono di Milano, sono milanese. Milanese di quelli veri che non ci sono più. Ecco perché sono venuto a Brescia. E che fai? A Brescia che fai? Adesso faccio il pensionato. Bravo, l'Umarel, come si dice? L'Umarel, a controllare gli scavi, a controllare i cantieri. Cantieri, manina di dietro, controllare il cantiere. Sei impegnato e fai tante cose. Ma un pochetto di dialetto bresciano lo capisci, lo parli? Sì, lo parlo, ormai sono 30 anni che abito qua a Brescia, quindi... Festival, lo segui, tra poco inizia. Esatto, sì. Ti ricordi Mr. Rain, il nostro Mr. Rain bresciano supereroi, terzo posto canzone. 2023, l'anno scorso. Bellissima canzone. Ok, proviamo a cantarla. Camminerò un passo da te. Pronto? Camminerò a un passo da te e fermeremo il vento come dentro agli uragani. Bravo Claudì, bravo. Mamma mia, se mi sentono adesso sono rovinato. No, ti sentono, speriamo in tanti. Senti, ma proviamo la versione in dialetto, adesso arriva il difficile. Dialetto bresciano. Va bene. Sai qualche parola in dialetto bresciano? Ci proviamo. Ma qualcosa sai? Cosa dici a Brescia in dialetto? Scota, disegni fra quando sei... Pota, disegni fra quando sei scota. Sì, bravo, c'è ancora un po' di Milano sotto, però lo pigliamo bene. Allora, pronti Claudio? Va bene, dai. Adesso proviamo la versione in dialetto. Proviamo prima a leggerla senza cantarla. Facciamo un Camminarò. Taccata te, cioè un passo da te, taccate, perché noi riduciamo le distanze, le accorciamo. E ferma Roma il vent. E ferma Roma il vent come dentro al bao. Il bao mi è stato detto che è l'uragano. Così il bao fa il bravo perché ria al bao. Che può ria al bao. Bambini, esatto. E poi gli uragani sarebbe plurale, dovremmo dire bai. Però se diciamo i bai a Brescia. Sta minga bene. Ok. Sono altre cose. Proviamo, Claudì. Proviamo. Allora, camminaro, taccatate e ferma Roma il vento come dentro al bao. Il vento, non vento, il vento. Di nuovo, camminaro, taccatate e ferma Roma il vento come dentro al bao. Claudio, sei un fenomeno. Bravo, mi piace. Hai vinto anche i Maneskin. No, dai. Hai vinto anche i Maneskin. Proviamoci. Te li ricordi? Guardali qui, è il primo posto Sanremo 2021. Sono fuori di testa, ma diverso da loro. E tu sei fuori di testa, ma diversa da loro. Siamo fuori di testa, ma diversi da loro. Siamo fuori di testa, ma diversi da loro. No. Eccoli, questo è difficile, bisogna essere rocchettari. Proviamoci. Comincia a fare così con la testa. Che? No, così. No, va bene, dai, facciamo andare, dai, via. Così. Tranquillo. Allora, dai, proviamo a cantarla prima in italiano come prima. Sempre prima, come Poi prima. proviamo la versione dialettale. Va bene. Sono fuori di testa, ma diversi da loro. E tu sei fuori di testa, ma diverso da loro. Se passa qualche pattuglia delle carabinieri ci piglia e ci porta dentro. Vabbè, è andata bene. Ora in dialetto bresciano. Proviamo prima a leggerla come prima. Dai. Sofero de co, ma mia compagne de lur. Per quella è milanese. E te sei fuori de co, ma mia compagne de lur. Ce la possiamo fare. Adesso cantata. Rocchettara. Dai. Così. Sofero de co. Che? Sì, parecchio. Sofero de co, ma mia compagna de lur. E te sofero de co, ma mia compagna de lur. Bravo. Bene, bravissimo, ottimo. Grazie a voi. Melone, Claudio, candidati al festival pure tu. Va bene. Grazie a tutti, grazie a Ottica Renzo. Alla prossima puntata qui a Centro Anch'io Speciale Sanremo. Ciao.